faccia a faccia, a 3 metri erano tutti e 3 di colore e mi hanno detto stai calmo, tranquillo che non succede niente. Sono 4 i ladri che Adriano Torresana, 72 anni, si è trovato davanti venerdì sera verso le 8 in via Ciardi a Ponzano. Il comando era appena entrato in azione nella vicina abitazione della figlia, in quel momento assente. A portare fuori di casa Torresana l'allarme è scattato qualche istante prima. Io ho detto cosa fai qua? E lui mi ha detto stiamo qua un attimo, andiamo via. E sono venuti fuori affari di 10-15 secondi, sono usciti perché lui li ha chiamati sul suo modo di parlare che hanno, perché lui parlava l'italiano, questo qua, gli altri non so, 4 contro 1. Magari c'avevi qualcosa, ma forse è stato meglio così perché non si sa mai cosa può succedere con quelli là. I delinquenti hanno colpito in tutto il vicinato alla ricerca spasmodica di contanti, nel mirino anche i salvadanai di alcuni bambini. Hanno preso i soldi che erano i salvadanai dei bambini e hanno cercato l'oro, hanno preso quello che hanno trovato. In altre case dove non hanno trovato niente hanno preferito distruggere la casa e infangarla proprio per disprezzo dell'abitazione e del valore che ogni persona invece ripone sui propri beni. Dopo via Ciardi la banda si è spostata tra i campi di Merlengo in via San Bugo, dove si sono mosse la pattuglia della polizia locale e i carabinieri, una vera e propria mobilitazione. Sono arrivati da Nervesa, da Volpago, da Montebelluna e si è giunto anche un mezzo da Treviso. Nel frattempo i malavitosi sono spostati in area nord, in via San Bugo, lì si è tentato anche di preparare una trappola, ma sfortunatamente nel buio e nel fango dei campi si sono dileguati. La zona è nel mirino, casa Torresana per esempio è stata visitata dai ladri meno di un anno fa. Mia figlia ha detto che adesso o vende la casa perché ha paura, è da sola, o vorrebbe mettere le inferriate, quelle là esterne, di ferro così per darci un po' di tranquillità, ma se vogliono ti fregano lo stesso.